Intervista a molto caldo, a caldissimo a Giacomo Bovolenta. Giacomo Bovolenta si è reduce da una campagna elettorale in solitaria forse, dopo ci spiegherai se, o mi dirai se ho ragione o meno, però con un successo personale penso abbastanza importante. Ricordiamo 53.000 persone ti hanno votato, e secondo me è un risultato importante. La prima impressione a caldo, Giacomo? Beh, anzitutto grazie e ben ritrovato. Il risultato è sicuramente importante. Io parto sempre da una premessa. La sfida era difficilissima, in un collegio difficile, era durissima, era in salita, lo si sapeva fin dal principio e non lo dico così per retorica, aver conseguito un risultato di 53.045 voti, pari al 35% circa dei consensi, è secondo me un ottimo risultato, considerato che appunto è un dato che, se paragonato alle ultime regionali, che hanno visto tutto il centro-sinistra, comprensivo dei 5 Stelle, delle civiche venete e anche di altre forze di sinistra, che in questo caso non hanno sostenuto la mia candidatura e all'epoca hanno conseguito circa il 28, mi pare 29%, significa che il risultato può considerarsi più che soddisfacente. Poi, ovvio che non so se questo dato possa essere riconducibile tutto a un mio successo personale. Sicuramente io ho cercato di dare e fare il massimo possibile, date le circostanze e le condizioni. Con un PD commissariato ovviamente è stato tutto molto più difficile. Non ci fosse stato il partito, diciamo, commissariato, probabilmente il risultato sarebbe stato anche maggiore. Però comunque ringrazio anche il commissario, il commissario del PD, il dottor Favero, che comunque ha dimostrato sostegno a questo che è un progetto politico. Ecco, però te l'ho fatto come premessa all'inizio. Ti sei sentito un po' solo? Perché la impressione, io che seguo i social e anche ho seguito i vari incontri che hai fatto, ti sei sentito solo rispetto al PD in particolare e anche gli altri che appoggiavano la tua candidatura? No, da solo no, anzi si sono strette attorno alla mia candidatura, alla mia persona, tantissime persone, perché voglio ricordare che oltre ai partiti si sono aggregate e hanno condiviso questo progetto, e ci tengo a sottolinearlo, tantissime forze civiche della provincia di Rovigo. Penso alla civica per Rovigo, che fu di Gaffeo, che è oggi sostenuta dal professor ingegner Tovo, dall'avvocato Biasin e da Elena Paolizzi, che si era candidata alle provinciali, che è stato un passo, diciamo, forse un secondo passo di, diciamo, tentativo di unificare un centrosinistra attorno alla sua candidatura. Ad Adria c'è stato la civica IBC, sostenuta da Ingegner Bonato, Barbierato, e comunque anche lì ad Adria personaggi come Gino Spinello hanno contribuito in maniera significativa, tant'è che voglio ricordare che ad Adria e a Rovigo si è superato ampiamente il 40% del risultato in questi centri molto importanti, quindi anche i socialisti polesani hanno contribuito. Quindi voglio dire, al di là delle sigle, al di là della condizione di commissariamento del Partito Democratico, non mi sono sentito per niente solo, e anzi oserei dire il fatto che abbiamo raccolto 53.000 voti, direi che sono in buona compagnia. Ecco, tu mi dicevi fuori onda che hai avuto anche i complimenti di Renzi, ricordiamo che tu fai parte del partito di Renzi. Renzi sta facendo un progetto di riformismo in Italia. Secondo te è maturo, a fronte del fatto che tu, che rappresenti appunto il partito di Renzi, hai avuto questo risultato tuo personale importante e anche della compagine, e questo gruppo riformista che confini ha? Che range ha? Cioè da dove va? Da Forza Italia a dove? Allora, anzitutto già da oggi, ci tengo a precisarle, si è il lavoro per la costituzione della casa riformista anche qui in Veneto e quindi anche in provincia di Rovigo. Abbiamo visto già con le precedenti regionali in Toscana che hanno visto l'elezione del presidente Gianni, la casa riformista ha fatto il 9%. Adesso il range è il range riformista in chi si riconosce nei valori liberal-democratici, social-democratici,
e riformisti. Quindi non so dire, secondo me c'è ampio spazio e ampia richiesta politica per questo progetto. Io ci credo fermamente e sono convinto che è quanto mai necessaria la costituzione di questa area politica, penso anche a tante forze repubblicane, a forze anche liberali, che andrà a contribuire in maniera significativa al rafforzamento di quello che è un progetto politico nuovo. Diciamocelo chiaramente, al di là poi di quelli che sono i risultati, il referendum è stato un chiaro segnale politico e una bocciatura di questo governo di centrodestra e anche delle sue politiche. Ecco, tu hai citato repubblicani, liberali, quindi un ricordo della Prima Repubblica. Tu sei molto giovane, o relativamente giovane. Sì, giovane di anni, vecchio di giorni. Stai anche tu rimpiangendo la Prima Repubblica, perché poi dopo la professionalità e anche la preparazione che avevano i politici della Prima Repubblica forse non si ritrovano nella nuova generazione. La stai rimpiangendo anche tu? No, allora, non rimpiango, ma ricordo e faccio tesoro di quelli che sono stati i buoni insegnamenti e la buona prassi della Prima Repubblica. Soprattutto l'insegnamento che ci arriva dalla Prima Repubblica è quello che bisogna partecipare al processo democratico tramite i partiti, tramite l'associazionismo, tramite il civismo. Non possiamo girarci dall'altra parte. E il dato sorprendente è dato proprio dal referendum, in cui ha vinto il no, leggevo sui giornali, proprio perché c'è stata un'ampia partecipazione dei giovani. E questo è un dato che a me fa ben sperare. I giovani che hanno partecipato in massa dai 18 ai 25 anni al voto, esprimendo la loro idea e votando in particolar modo no a questa riforma tanto voluta dalla Presidente Meloni. Quindi sicuramente sento e ho percepito in questi giorni, in queste settimane di brevissima e intensa campagna elettorale, questo diciamo rinnovato desiderio, che è più che un desiderio, è una necessità di partecipare al processo decisionale anche a livello territoriale. Ecco, tu sei avvocato. Era così sbagliato l'idea di fare questo referendum? Perché poi dopo o è stato spiegato male, o è stato capito male, o è stato esposto male, perché non era tutto sbagliato, forse anche la divisione dei ruoli non era così sbagliato, perché c'è stata proprio una valenza politica su questo voto più che una valenza tecnica? Allora, io non entro nel merito, per me era una riforma scritta male che, anche se fosse passato il sì, avrebbe poi comportato delle problematiche di costituzionalità. Secondo me non c'era neanche coordinamento tra gli articoli così come modificati nella proposta, perché in alcuni si continuava a parlare di divisione di funzioni anziché di divisione delle carriere, di separazione delle carriere come previsto negli articoli. Insomma, era una riforma sicuramente dal mio punto di vista scritta male, in questo momento diciamo anche non necessaria, che ha portato a uno scontro tra poteri dello Stato, penso senza precedenti. Mi pare che neanche Berlusconi sia mai arrivato a uno scontro tra poteri dello Stato di questo livello, e ciò non è positivo per il funzionamento della democrazia. Ricordo che all'inizio, ne parlavo appunto con qualche collega che si era fatto promotore per i comitati del sì, ma anche per i comitati del no. All'inizio, mi ricordo, si organizzavano degli eventi nei quali si discutevano delle ragioni del sì e delle ragioni del no, mantenendo un livello tecnico di un certo livello, anzi di altissimo livello. Ho partecipato per esempio a una serata organizzata dall'avvocato Maura Veronese lì a Portoviro, in cui c'era l'avvocato Malassoma e Carlo Negri. Era stato uno dei primi organizzati e il livello, devo dire, che tecnico è stato di altissimo profilo. Ma poi, andando avanti, la discussione mi è sembrata degenerare. Cioè, abbiamo visto la Russa che ha invitato la famiglia nel bosco al Senato, poi ha fatto marcia indietro, ha detto no, rinviamo a mercoledì dopo il voto. Cioè,
è degenerato un po' perché la Meloni, no un po', soprattutto perché la Meloni probabilmente spinta dalla paura di perdere questa sfida che era nel suo programma di governo, ricordiamolo, ha fatto dei tentativi maldestri che in realtà secondo me hanno sortito l'effetto contrario. Ecco, questo risultato secondo te potrà incidere sulla stabilità del governo? Ricordiamo che me lo auguro. al di là dell'augurio, o secondo te sono riusciti, anche perché l'ha detto a differenza di Renzi nell'altro referendum, ha detto che la Meloni non incederà assolutamente su questo. Ma penso che, ha messo le mani avanti. Allora, guarda, penso che la Meloni, al di là del referendum, deciderà lei cosa fare e cosa non fare. Ovvio che il messaggio politico è arrivato chiaro. Lei ha politicizzato il referendum, volente o nolente, lei può dichiarare o meno di averlo politicizzato o meno, però è stato anche un voto politico sul suo governo e sulla sua figura di Presidente del Consiglio. Dopo, può restare lì, può andare a casa, io questo non lo so cosa vorrà fare. Una cosa è certa, ha dei grossi problemi in ogni caso a livello, perché abbiamo il gasolio a 2,50 €, le tasse che hanno raggiunto un livello senza precedenti, lei che doveva togliere le accise, che doveva abbassare le tasse, abbiamo una sanità abbiamo una sanità con le liste di attesa sempre più lunghe. Quindi voglio dire, secondo me una politica internazionale, scoppia una guerra nel Medio Oriente, abbiamo il ministro della difesa che è là in vacanza con la famiglia a fare non si è ben capito cosa. Forse. Non lo so, comunque, e nessuno sapeva niente. Abbiamo Salvini che è filo russo, Tajani che è filo ucraino. Insomma, secondo me sono un po' allo sbando. Dopo, guarda, in queste settimane, quando giravo per la campagna elettorale, adesso senza entrare nel merito, io proponevo delle domande e dicevo: vi ricordate 1 o 2 riforme che ha fatto Renzi nel suo governo? E la gente diceva: gli 80 €, le unioni civili. Adesso non entro nel merito, l'IMU che ha tolto sui fabbricati agricoli per gli agricoltori. Vabbè. Vi ricordate qualcosa che ha fatto il governo Conte? Sì, a reddito di cittadinanza, bonus 110, attenzione, non entro nel merito, però la gente, bene o male, si ricorda qualcosa che è stato fatto durante i governi precedenti. Alla domanda: vi ricordate cosa abbia fatto in 4 anni la Meloni, di 4 anni di governo, quasi 4 anni? La risposta è 0. Io ho percepito tanta propaganda, e a parte all'inizio il rave party, quel decreto sui rave party molto utile all'economia e allo stato sociale del nostro paese, io francamente, e tutte le persone alle quali ho fatto questa domanda, nessuno ha mai risposto con qualcosa di concreto. Adesso abbiamo questo referendum, io direi che oggi questo governo ha dimostrato tutta la sua debolezza e la sua fragilità. Abbiamo tanti problemi, ok? Vanno avanti ancora con questa storia del ponte sullo stretto di Messina e non abbiamo un'Italia. Lei che doveva essere la Meloni, no? Il ponte, ti ricordi? Il ponte tra l'America e l'Europa. Abbiamo più specifico quasi 0, dici? Siamo stati calpestati in maniera degna da Trump, e allora l'ha capito e quindi parte e chiede di incontrare il presidente della Germania, perché ha capito che forse è meglio giocare in un campo europeo, perché forse l'America, che rappresenta un blocco, e la Russia e la Cina, che ne rappresentano un altro, forse hanno interesse ad avere un'Europa debole, che quindi è contrario al nostro interesse italiani. Quindi non lo so, io vedo un governo molto debole, non so se a causa di questo referendum cadrà. Penso che per lei sarà molto difficile anche affrontare la prossima finanziaria. Ti faccio l'ultima domanda. Hai parlato del progetto riformista di Renzi. Cronoprogramma, secondo te quando potrà essere operativo? E secondo te avete già fatto delle proiezioni? Cosa potrebbe incidere a livello percentuale? Adesso non so quanto potrà incidere. Ovvio che siamo già al lavoro e nei prossimi mesi prenderà forma, anche perché siamo pronti, noi siamo anche disponibili a lanciare. È già stato lanciato il programma delle primarie delle idee, noi siamo disponibili in un campo che sia ampio e plurale, ripartiamo dai programmi, io sono convinto che se si riparte dalle accise, dalle bollette, dal prezzo del gasolio, dalla sanità, c'è tanto da fare.
Questi in 4 anni non hanno fatto niente, hanno fatto solo tanti selfie e pochi fatti. e quindi c'è tanto da fare. E ti devo dire che al di là poi del risultato, queste cose le ho percepite, questa necessità, questa richiesta da parte di tanti elettori del Veneto, seppur il collegio era un collegio tecnicamente blindato per il centrodestra, l'ho percepita e il risultato un po' lo dimostra. Avessimo avuto qualche settimana in più di campagna elettorale, un mesetto si poteva fare anche di più. Grazie Giacomo. Grazie a te.